assessorato insomma non travanna. Voi. Che fate? Dormite? Che vuoi? Cos'è? Io sono Dio. E io sono Mario Cecere. Io sono colui che ha creato la luce. E io sono un minchia che parla il bulletto. Io sono colui che si è fatto uomo. Io sono colui che si è fatto una donna buona. Sai quando era la colonia? Basta! La mia pazienza ha un limite. L'acqua piccata. Come vi chiamate? Liborio Cucco, da Castelbuono. Nicola D'Ippolito, di Varese. Giovani, da oggi vi chiamerete Noè. Ho un progetto che vi riguarda. Un nuovo diluvio universale! No! Ma l'acqua piccata? Sì! Con l'aiuto dei santi! Quale santi? Sant'Elmi! L'acqua! Sant'Elena! I casci! Santa Rosa! Dov'è Santa Rosa? Sta facendo la marmellata! Salvate chi volete voi e sarete i costruttori della nuova civiltà. Quella bolletta che vedete accanto a voi rappresenta il futuro. Abbiatene cura, mi raccomando. Questo è il mio ultimo comando. Bello futuro pasciuto. Oh, almeno da lì siete il maschio e femmina. Maschio è severo! Lava tanto! Che cosa? I cose notte, che blu. Ah? Comunque, Liborio, Nicola, andiamo a cominciare. L'animale sull'arca ha la sua importanza. E ora che mi viene l'ispirazione, cominciamo l'imbarcazione. Appunto. Partirà, la nave partirà, chi la guiderà Non è da zap! con l'armare c'è il Liborio luce, vi fate fuma insieme. C'è. Ce li spara, ce! Ben fatta! Salvatore un po', ben putone! Gli faceva chiarare tutto il cuore! Gli scravagli che tu sempre chiaro gli pigliamo passate con l'esame. E per la cittadinanza non c'è un problema. Ben pusciccone, non la papola, santa pecora, ben pulente, si fanno trovare o chiaro un castietto! Piripì! 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 Annunciazione! Annunciazione! Tutto il mare nel caso, singola coppia. Fate eccezione per il biglietto, caso voi 7%. Arrivederci. Piripì, piripì e piripì. Ma poi, Buono, buona, buona. È difficile pigliare una decisione. Assessore, facciamo che ci facciamo sempre. Riposiamo e tagliamo un'anticchia televisione. Vedi che c'è. mi chiedono quando non funziona mai. Batterei nato. Che devo accendere per io? Il mondo del quarto. Sta cangiando un tempo la piana. Castelbuono è rinomata per la natura, per la cultura e per la sua bontà. Ma l'aspetto da non sottovalutare è la sua biodiversità.
In paese siamo circa 10.000 unità e le specie più rappresentative sono sparse un po' qua e un po' là. Silvio Ficile, specie docile che si accontenta di poco, simile al cavallo sanfratellano, non di rado si può avvistare nei pressi della macelleria musulmana. Chi è cristiano massare e nell'arca un faceva accianare. Immaginate che quando sapete un anno hanno sofrato a pigliare un contorno con che due senza ci fa andata e ritorno. Se spostiamo il nostro punto di osservazione di circa 20 metri, proprio lì vicino giungiamo al santuario di Sant'Antonino. Soprattutto nel periodo estivo è facile scorgere dopo la migrazione il famoso faggiano Peppino lo Scaglione. Proseguendo la nostra passeggiata verso la parte bassa del paese, si può osservare in un antratto il gufo calzolaio Marchesante Vigniere. De già vince ne esce solo una volta l'anno. E per sgranchirci grazie a un barruino di fava a parare San Giovanni. Ma al calar della sera, quando la fauna castelbonese si apparta ognuno nel proprio giaciglio, ecco che due esemplari di porcospino lasciano il loro nascondiglio. Considerando il fatto che si tratta di una specie protetta, nessuno ne avvicina, tant'è vero che scende sempre a brazzetta. Pirimi! Pirimi, 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 pirimi! Pirimi! Annunciazione, annunciazione! Lascia stare ognuno di voi che già sa cattare alla canoa di voi. Arrivederci. Pirimi, pirimi e pirimi. Ma no, tu quando vieni a casa pure così. Quando la porta fa pirimi. Buona, buona. Asciutta questa televisione prima che mi viene di convulsione. A proposito, assessore, vieni a casa. Se che la macchina nasce un paese non si capisce più niente. Cominciamo a pensare a fare qualche cambiamento. A Salonardo sai tu che ora non si scende più. Ivano è priato, va bene come l'ha lunchiato. Chiamati gente pire. Se te nagli, a cui vedi questa cosa ci facciamo quando un ballone. Ma parlando con te, ora auto si spende. Tu che ne dici se ti lasciata lunga la caserma ora si scende? Ma Fulgini è sicuro, non stanca. E non pare che stiamo su una quando me ne manca. Piazza Matteotti sarà la nostra meta. I palm li portiamo a Rio tutto l'Urleta. Ci montiamo una fontana. Però in dimensione buona la ma pigliare. A così, quando sono mariato, si può nero. A rovesciare. Ma no! Ma noi la soluzione ideale l'avremmo già trovata. In ogni paese che si rispetti, una statua va posizionata. Paese che vai, trovi Garibaldi a cavallo e che non si capisce come figli, volevano mettere un scecco a cavallo di Maricicina. E se giri per la piazza, vedi che emozione! Facciamo il senso a doppia circolazione. Ma Antonio Venturella come fa? Che i casci fuori sempre appusati. Come l'annaglia sta mente sulla panzata vignata. Noi potevamo fare i grandi cambiamenti, perché noi siamo le grandi menti. Ah, per cangiare noi altri siamo i professori. Un mercato lo scorriamo Salvatore. A Puzza Sant'Anna si fa uscire la canna. E per farlo più perfetto, un visione era un buon campetto. E invece non si confondono in mezzo a tutto questo bordello. Io non già sto fagliosamente. Oh. Ma poi è che si cacchiano questa cosa non è umana? Lasciare fuori a Pietro Cicala con la sua bambola gonfiabile sarebbe proprio inevitabile. No, non è più una bambola. Il colato di un dito di neve uovo, già ci vuole un fuoco. Esattamente in cortile in Giordano attuavo che ci dette una cosa vera. E il mio primo sa voleva portare a mangiare la tua fera. A così se volete fare la vuota. L'articolo diceva: mulatta, stagionata, sudamericana, Sapete come fosse? Allora la butta.
non lo sai. Un nudino, perché era un nudino. Su te c'è un rimonta, ogni parolata. Da giorno in multa, quindi ci si piglia chi e fu 25. A tabella ci ha posizionato Giovanni Frati, cacciava putie giavolate. E che c'era messo? Qui chiave in 5 minuti. Stai venendo? Una va. Hai già fatto 5 fotocopie. Vieni qua! Come va a fare? E poi se ne va chi? Che sbagliato. Sai, l'altro giorno leggendo il giornale lessi una cosa, un paese normale, Massaggiatrice dell'Alte Mura. E prende solo 30 euro l'ora. il centro si trova al cortile Giordano, E vari lavori, bene di mano. l'omino bianco che sta giavolato, E il curioso tu disgraziato. e data la nuova attività si accertò della novità. E chiese subito spiegazione a tutti i passanti in agitazione. Di tutta risposta si sente dire: Noi siamo gente molto virile, casi tutte che a testa allumata. Sarà che ci trova la vacunata. cervello fino e mano lesta, subito pensa a caso testa, appena non c'è niente di fare, umili e vigile voglio chiamare. Queste cose non capisci più niente. Un disgraziato piglia comamente. Ma Dio può fare un oggetto importante che già mi spiega davanti. Cristiani d'85 anni usciva da casa senza mutande, e poi noi cava se piesse, figlio di mia, guardare. E quando poi la sera calava, Dai massaggi tutto cambiava, ma era figlia che la luce trovava. perché capace con la giubava, c'era un cartello bianco di una donna nera. Stette aperta una sumana. E tutto il mondo luceva bene. Piribì. Ma fa sempre che un capo da angelato. Piribì. Annunciazione, annunciazione! E l'armata annacciato tutto. Non fuori a testa. Trovate che entro, grazie, da foresta. Arrivederci. Piribì e piribì. Ma sì, quando mangio ci dica mamma, ma che mangia si dice per bene. L'armata della foresta. Perfetto, dentro a Manuione e alla dottoressa Maimona. La dottoressa Maimone. Come la dottoressa Maimone? Come, signore, solo tu lo sa. Tanto va la gatta al lardo, casa Maimuna con tutta la pelliccia di leopardo. Tasiste, tanto lei a posto. L'armata della foresta. Perfetto, dentro a Manuione e alla dottoressa Maimona. La dottoressa Maimone. Come la dottoressa Maimone? Come, signore, solo tu lo sa. Tanto va la gatta al lardo, casa Maimuna con tutta la pelliccia di leopardo. Tasiste, tanto lei a posto. Visti che la pelliccia non sarà manco un uomo se la posto. Piribì e piribì. Annunciazione! E se l'armata sapesse ammalare, va a cercare a due veterinari. Perché la brucellosi è una malattia vera.
e l'esperto nel campo è un dottore di rapera. Piripì e piripì. Arrivederci. Veterinario, ragiona. Mi sorge un dubbio. Ma se tu per paiatta, si mangia avvicinanza pesciolina e si affuga. Non ti preoccupare, nell'arca c'è pure per fuga. Guarda, colpa sempre tutte cose, mi stupisci Tutto ogni sistemato, giorno. tutto sistemato. Sull'arca di Noè, nel diluvio, 10 animali, Liborio e Marco. Si girano, miro, tutto incazzato, perché indossava le casse del lato. E io che state la news e cascartizza, ora mi tocca campare a munnizza. E per levare una poca confusione, già te le gai a Salvatore umore. Sull'arca di Noè, l'Antonia agnone, c'è Tonia giaula e purula pure. E per putore vuole imbarcare la lama, venire a fare il rame pagrava. Sull'arca di Noè, un boxecchio piede, sui rascegni di 7 bugiette. E a te paiatta sempre zero già fatta, chiamavo più piede casa andava concorrente, che fece questione, che aveva le vittorie, dove entro leone, assentate busceccone, tagliava di carroca. Angelozze affoga. Ora che l'armato sul sistemato primo piano, vediamo un toccare sto piano chiamo. Per esempio, Dio, c'è sempre stato per pieno un picciotto che pare sciarriato chi barbiere. Sempre elegante, la cravatta abbattata perché? Dice che sta buona cato testa che pare come un parquet. Appena ti vede, ti fermi e ti passa, tu conosci un paese come Salvatore Tecnocasa. Casa nemmeno uno ogni mese. Ne manca nell'arca un pedalese. L'arca d'aspetta, no, vedi da chianare. Io viene, torna a fare un petrolesse, tanto è sicuro che l'acqua non ci arriva a nome paese. Un travaglio muscolo a capo di un mese e se l'Italia funna me ne vai a lavorare chi francese. Già mi preparai al reclamo. Vediamo qual è il reclamo. Les maisons de la Tacatar, qu'est-ce que la parole de Salvador Usansal? Stasera mi ricordo. Ma cosa che sono due che stanno chiamando nell'arco scuro? I fratelli d'uomo. Ma già il marcammi camburi. Quanto lavoriamo noi, quanto lavoriamo noi, quanto lavoriamo noi, quanto lavoriamo noi. Non può, mi stai nervosendo, non può. Pigliare se decisione a mia mannerva. Oh. Non può, a sette tu con mia che ne facciamo un bello crucioverba. A questo fine come vedere che travagliamo. Con la cacciava su quelle verba. Io no. E poi lo vado. Uno orizzontale. Chi si è morto? Uno orizzontale è morto. Lavora fino a tarda ora. Carmelo Mazzola! Vedi che è successo, che sta turbando casa. 2 orizzontali.
orizzontale. E i morti su 3. Due prima no. 2 ore o non 2. CLS forever. L'uomo che sussurrava agli asini. Iniziali. MC. Mario Cicero, vedi che una catena c'è dato con tutto cieco. 8. Verticale. 8 punto morto. Questo è fatto un anno più morto. L'uomo che sussurrava ai cavalli. Iniziali. A. Batte magari risponde. E Eugenio Allegra! Vedi che questo muore, ci dà con tutta la strada. 2. Orizzontale. Aspetta, come 2 orizzontali? Ancora facciamo 2 orizzontali, ci scrive in capo. Ci scrive in capo niente. L'uomo che sussurrava ai cavalletti. Iniziali. GB. Giovanni Verochina. Vedi, se non ci date Giovanni Verochina ci metti Giovanni Ace. Che da questo è una a notte Non hai altro che fare. niente interessa come mi dice. 37. Orizzontale. Oh, ma chi sei un assaggio? 37 orizzontale, un assaggio. Ma che mi sa questa di cascia? Slogan della ditta CLS. 23 lettere. La salma è la virtù dei morti. Questa domanda è particolare. Chi c'è particolare che sa? Ah, chi sta chiedendo domanda né 2 orizzontali né 4 verticali, chi sta È una domanda particolare. 95 di spiego. Non è né orizzontale né verticale. Quanto di spiego? È una domanda per così dire torta. Ah, sei torta. Ah, sì. Quando scrive è una frana. Ignazzino Majorana. Ci capo, ci capo. Però chi si sopra la terra va a stare. Perché? Perché ma se no va a finisce come figlio o io tornare a mare. 90 orizzontale. 90 non so come è bello. Sarà sindaco nel 2062. Maria. Antonio Dumminello. Io sono il momento che io voglio a fare biscotti a forno di sopà, ma dentro con già 3. Verticale. 90, 42, questi sono bugie per mammut. Si paga a caro prezzo. L'errore. Immondizia. Ignorante. Ignorante, ma non dice. Non c'è detto. 39 verticale. 39 verticali, non c'è detto ma hanno curvato. Quando parla è duce e dintre un anno si scaccia i bruci. Le barinoce. Viene cacciato con tutto un market. 40 verticale. Inventore della lingua italiana. 13 lettere. Tanto qui io sono il tutor dei corsi professionali. Inventore della lingua italiana 13 lettere. Ignorante. Dante Alighieri. Io sono ignorante. Questo è 14. Dottore Allegra. Noi. Chissà classe. A te che te ne parli? Signore, un dottore la sa lasciare che chi si piglia subito come la menta. E appena acciare a sapere alla comare sul momento. L'ultima domanda. L'ultima. Oh, l'ultima. Fidanzato dell'anno nel comune di Castelbuono. Fidanzato dell'anno. Con 2 I e con 2 O. No! C. E c'è. 1, 2 e C. Io mi feci C e C no. Venga!
Rienzo a capo. Buone sto prospetto. A forse visciare, stanno in girino in chiamato Questo è buono, lo sapete? Qualcosa sempre è buono. E chi ti sembra normale, scopri che in realtà è un comico. Un parlavo delle vendite, e ne fanno a quanti è? Un festival di funge, quando funge ne. La festa di scicchi, che ben ne parla? Viene da tutti i scoli, di medi e di elementari. Portare studenti alla scicchi, queste sono le vendite. Per fare sentire i studenti intelligenti. Un parlavo della festa a Romania. Frugotta e salizza. Minchia allegria. Oh! Ma tutto tu vedi? Cadillac. Da lei che stanno comandando? Ah, cazzo. Da lei che stanno comandando? Bragato. Michele Crivelli mette la poppa! E approva Giovanni Marchese! A Costenna Larca, mangiano un mese! Parlando in fugia, ce n'è a me. E stasera è mia che ne parla. Poi del paese mi parla di lingua. Assessore, ma tu sai che era un cameriere alla famosa cena del Gattopardo? Sarebbe un bar di Salonardo. I chilometri che fa, per ieri con bancone alla vetrina. Meno male che c'è sua moglie, impiegata con mansione di velina. Spostando il nostro viaggio di quasi 100 metri, ti ritrovavi lì sul più bello, avvicinati Purpetta e i fratelli Scancarelli. Pirimi! Annunciazione! Chi sono una chiara nulla di tutto ciò? Manco si raccomanda, padre Galè. Arrivederci. Pirimi! E pirimi. Sono qua c'è un. C'è un brivio. Uno che quando vede la mattina e stuprea è a Cassandrea. Perché se stava a fare l'est di andare via, c'è di chiamare un ministro dell'economia. Buongiorno. Buongiorno. Un caffè. 70 centesimi. Ora ma quanto la tazza già vuoi fare? E che lo vuoi? Allora, compà, tu mi lasci 2 euro a me. Ma- Un caffè 70 centesimi. 2 euro, mette 70 per una recetta, giusto, compà? Perfetto, compà. Maledettia quando lo 2 sei. euro. 1 euro e 10. Maledettia quando lo 1 sei. euro e 20. Una recetta, mi 2 euro. Perfetto, compà. Va bene, un po', te lo uso. E come sarà tuo cuore tuo quando scende un chiaro e ti relazioni con i 4 americani? Antonio, Vincenzo, Roberto e Gianni. Caruso buono, addirittura raro. Fare una versione ingazzosa di fratelli frescolati. Sempre calmo e gentile, non si incazzano mai. Basta che ti pigli in tocca tua e te ne vai. Roberto Bua, che ci vuole vedere? E che dice che l'aveva spurriata per troppo che è? A colpa è dei cristiani, che ci spiano un caffè. Non fanno cose buone, ma sempre con curro. Esattamente come al bar Cavour. Antonino, a sticcere di professione, non si fermare al bar, perché ha panificazione. Mentre che vi fa impazzire, che appena vede dopo un punno, era dentro il bancone, Massimo Mon. La pezza più veloce del West. Ci arrenesce sempre e arresta Briate a poliziare un bar stile Guinness di primate. Ma guai a metterci da una mattina e lasciare c'è stampa. Perché se volta con cliente, Che sto picchia campa. Pirimi! Non c'è un cugino. Pirimi! non poteva morire tutto. E non posso fare.
da me, cacciamo quando fa la polizia. Arrivederci. Piripi e piripi. Ah, beh. E ora scendiamo sulla coppa, per carità. Tu a Sant'Anna ne parliamo 2 anni fa. Ma la novità c'è da vicino. Non c'è gestione. Non c'è più per te. No. Adesso c'è un locale stile orientale, con divanetti e tavolini e tovaglie di raso. Dicono che di nome si chiama Sado Maso. Uno disse, quando va bene, alla volta da dinta si fanno i curcarelli. E io pure ci vedo, compagno. Leggendo che un Michele insegna disse, ma dove vado? Questo non è Sadomaso, è Masado. E che vuol dire? Come che vuol dire? Semplice. Masado. Martedì chiuso, sabato e domenica travagliamo, come tutto l'altro. Fantasia. Questo viaggio vale a mezza strada. Ne manco di tutto. Doni cammarata. Ah, cammarata, tu sì che sei il re della patata. Tu che sei cristiano, perché non parlo? Dovresti andare in chiesa il giorno di San Carlo. Anzi, stavo fare bella, cantaci pure un nome nato da bella. Antica pasticceria del corso, ormai a tutto banno sapere. Tu ci a mettere Bar San Carlo, un parreni Daniele Per. Eppure che sono raccomandato nell'arca un ne voleva che faccia accumulato. Dale! Buon! Vabbè, ormai volato. Ma come? Non ti preoccupare che si arriva. Vai avanti. Il viaggio continua e salvato. Arrivavamo in piena sede e in media scolare. I fiascolari restano fuori, che già non si può sentire più a Nicola. Casa chiara nell'arca e per un mare c'è che cosa ti vai a spummentare. Dopo l'oro verde, l'oro rosso, ti fa l'oro mare. E che cos'è? Un panettone chi calamare. Mentre Pinaselli c'è già pronta una casetta. A basta canna ciuppa c'è compresa Nicoletta. Il viaggio continua e si arriva un potete bar. Non si chiama più Petit Bar. Ah no? Si chiama Don John. Don John. Che sono stati carini chiamare un bar con nome un barreno. Ma se proprio un vuole richiamare a così, per vicinanza la viene a chiamare bar Don Padre Calè. Ma la sta arca niente manca tu. Nell'arca manca anche un psicologo, un ginecologo, un antropologo, un geologo, un astrologo, un sociologo, un pedologo, un etologo, un ornitologo, un milionologo, un cardiologo, nonché un componente della Prologo, A posto, dintra Pippo Mazzola. con mansione di tuttologo. Ma non può dire tuttologo. Colui che è capace di puntare pure i stessi. Ah, insomma, siamo tutto così. A proposito di tuttologo, tu. Salvalo, stesso salvalo! Salvalo subito! Subito, piglialo! Vai, piglialo dalla mente prima, piglialo! Sta pigliando. Pigliaste! Aspetta. Tira! Piglialo! Piglia. Poveriste! Tu disse prima! È vero, non è per l'acqua. Poveriste! Tu disse prima! Ci bastava una fuata vinta inaspettata che Ermini si fece di una larga navulata. A voglia Natale! A stavamo come un'anna una bracata! Il squalo da viene scangiato per stare salata. I squalo si volevano mangiare! Sì, allora stiamo andati a mare. Lasciali stare che. Oh, avanti, senti una radio. Che avanti niente, mi fischio ancora. Senti che. Oh, dici che Ermini nella sua vita non si è fatto manco una radiografia. Perché? C'è mai stata una fotografia?
se fanno i charter. Oh, Santione! Anche a proposito io ho voluto un gente da voglio contare. Senti, tu Cristiano cosa, capito? Fammi giocare un pallone, ci siamo dai, da via chiave, tu mi il pallone a giocare. Che cosa? Tu mi c'è il pallone a giocare a fare la mia. Che cosa? Il pallone? Che? Ma mi dice una cosa, da me che c'è ti risolvo comune. No, me ne andate, L'Arca ha bisogno di qualche politicante e dirigerà il mondo vita naturale. Dobbiamo reperire gente pulita, abile e cortese se vogliamo dare lustro al nuovo paese. Gente pulita, abile e cortese. Ferraute che abituata a c'era montagna, come per l'acqua mare, s'appagna. Via parte, ma avanti come si novembre va a tornare. Cavò, un babbiamo che ci suona di venire a campare. Giovanni una volta mi feci capire senza parlare che prima c'era prepararsi per 40 macinando bruciati. Non faceva che si incazzare. Tarantina a chiamo. Che c'entra Tarantino? A chiamo, Tarantina a chiamo. Tagli i capelli e combatto con l'anziano. E va a fare un consigliere o posti per un romano. E Pepperelli? Se passi un cane. Anzi, un cane a chiana e il resta in terra. Ci abbatta marcuglie, che la lingua subito la ferra. Ma non c'è pure che senza venire laggiù. Lasciami stare che te canuto è un punta. E invece spuntava. E spuntava e sciupato, ma con volto molto appagato. Si vede che la sera prima la partenza aveva festeggiato. Carmel Mazzola disse: se ne va con c'è travagliare, per esperienza mi potete chiamare. È sicuro che chiana capuana. Sull'arca cosa farà io non lo so. Intanto ci diamo un ruolo di fare un gigolò. Martino Spallino. Martino Spallino. Pensaci. Martino Spallino, lui sì che è un dilemma. Un filosofo importante, ci vuole uno stratagemma. Anche per lui si attiva la regola dei naselli. Sale solo se porta sull'arca i 2 gioielli. A costui si assitto non la da nuvoletta e finisce di fare i signorine e si intende la quasetta. Il tempo è scaduto. E per lì è romano. E qual è? Questo non c'è niente. Minacciosa. Fuori! Ma cara lavorevole per te. Siete solo capaci di fare impicci. Ora chiama a noi originale, accusiamo il peccio. Noè! Arriviamo da Coglie! Dimmi, Gabriele. Noè, ci vuole un primo cittadino. Io 2 ti posso suggerire. E chi sono? Mari ed Eugenio. Questo sega su 2 mente. Uno sta relazionato con Shake e l'altro più mente. Nasce Arca, o a Chiana Eugenio Panzaletta, o a Chiana Sant'Annuzza. Ma Gabriele, veramente Sant'Annuzza tu vuota che era già? Tu vuota? Nalarca! Nalarca! Ora non saprei chi scegliere. Vediamo. Gli farò un test. Vai! Eugenio! Entrato! Stavo ridendo sulla foto a piascia poi. Allora, Sta cosa io non lo sopporto. Dio mi ha dato la possibilità. Chi di voi 2 per me farà parte dell'Arca di Noè. Che poi sarebbe me. E vista la mia cultura... Signor Steve! Pure il telefono io qui si porta! Un minuto che ti se ne esco la suoneria. Non se ne esce. A bomba.
portava a Puma. Comunque, Eugenio, lo sai perché sei qui, o no? Sì. Dici che deve arrivare un'onda anonima. E quindi dovete salvare le 20 milioni. Anomala, ignorante, si dice anomala, almeno l'italiano sallo. Perché lui l'italiano non lo sa. Sallo, voce del verbo sellare, quelle che si stirti grammatica animale. Signor sì, non esageri, anche Matteo. Salugno. Non esageri. Io, Mari Cicere, che nella mia vita è stato sempre comunista, ha governato come un fascista e mi ha avuto come un democristiano. Non ho trovato un sindaco come il mio, chiano chiano. Ma non so. Eugenio, ma lei niente dice? No caro, io osservo e faccio presenza. Come si dice, anche l'occhio va dalla sua parte. Io, Mari Cicere, che ho girato in lungo e largo dalla Sicilia alla Osta, io che arrivai a Firenze e ho visto la galleria degli infissi. Io quando sento certe notizie rimango putefatto. Putefatto. Io, Mari Cicere, che quando ci parlare parla e quando ci stare mamuto mi metti in bike. Io che ti pigliato un modo. Io e Eugenio Negra sono studiato e quando sento certe notizie macchiamo un nervoso che mi prova il morbo di Pakistan. Mario, tu puoi andare. Adesso. Le civiltà che verranno non dovranno sentire parlare né di asino né di pazzine varie. E ma come dice? Ma come non è? Io avevo blaterato il biglietto. Fuori! Lui aveva blaterato il biglietto. Ma blatera da casa, va blatera. Non è scutato qua. Che ti scegue? Eugenio, per salvarti ti farò l'ultima domanda. Semplice. Ah, bello. Visto che sei l'organizzatore della sagra della testa di Turco, che lingua si parla in Turchia? No, è troppo semplice. Il turchese. Eugenio, vedo che a scuola non eri tanto portato. Come non gliela portato? Ma accompagnava papà. Fuori! Noi vedo che hai 6 problemi a reperire un sindaco. Non hai altre idee? Ma veramente no. A pensare ci vuole. Mi sta vacca. Non manco un mestiere. A lei, a zacchianare ancora tu un mestiere. Ma finì che anche l'arca affondò e una sola scialuppa in piedi restò. Tuminello se ne impossessò e a nessuno spazio lasciò. Adesso è solo, vaga in mezzo all'oceano felice e sorridente, perché a sindaco non resta più nessun pretendente. Ora non c'è nulla, che contro me mi vorrei male. Io da solo farò il re del mare. Ci furono le elezioni. I voti vennero a galla. Doni prendeva ria e vincevo queste palle. Avita Maria di fare Segui lascia. Guarda bene come via. Conciati, largati Noè. Metti come voi, ben pochi sai, ce n'erano. E dicevano, un tubuole, manco un campagna. E sbagliavano, si
piace fatta una ore a speso comune. A Munizza aumentava il noce, se ne carregava e le mani piazzava e un genio criticava e che se ne fotiva perché a Spagna già l'aspettava. Genio, vieni pure. Così saremo di più. No. Finché si ne chiargo, sordi spendere un altro vecchio. Gode delle ore, sti ferie già sposate. Tra 2 anni, io te lasse, i maminchiate. E suonando e cantando, planeando, vi lasciamo all'altro veglione, a un nuovo copione. E sperando, come sempre tanto, manco un pauanno, vi la smangia di moda, un ci sta se ne va. Un copione non vuole aspettare a fine Ma almeno faceva quello col futuro cristiano. Il futuro. Chiamalo futuro. Oh, ma come un genezzate ci lascia, signore? Visto non ci passa manco l'osservatore. ora tu facessi tu, io non posso che sono andato. Ma non posso tornare. Andiamo tu. Andiamo tu. I farfalloni! Scendete. I farfalloni, la prima maschera di questa serata al Cineastra di Castelbuono. Aspettiamo che arrivano sotto al palco i ragazzi dei farfalloni. Ci sarà un momento di premiazione, venite ragazzi. Un bellissimo spreco di Applauso ancora ai farfalloni! Piripi. Allora intanto volevo invitare il presidente della Proloco, avvocato Raimondi. C'è una targa ricordo ai farfalloni. In ricordo di questa loro partecipazione a questa maschera